Ciao a tutti, oggi parleremo di eleutzeria, il rischio di essere liberi. C'è una parola che oggi sembra piuttosto scontata, forse ovvia, la usiamo continuamente, libertà. Però per i greci eleutzeria non era qualcosa di semplice, non era fare ciò che si vuole e non era nemmeno assenza di vincoli. Era qualcosa di molto più esigente, era, direi, vivere dentro una legge riconosciuta come propria. E questo emerge con forza in un passo delle storie di Erodoto. Davanti a Serse, infatti, il re spartano Demarato spiega che cosa significhi davvero la libertà. Gli spartani, dice, sono sì liberi, ma non perché non abbiano padroni, sono liberi perché obbediscono alla legge. E aggiunge anche qualcosa di molto significativo e anche radicale forse: temono la legge più di quanto i sudditi di Serse temano il loro re. E questo sembra quasi un paradosso, cioè come può l'obbedienza rendere liberi? Beh, la risposta è che quella legge non è una legge esterna, arbitraria, ma è una legge condivisa, è il nomos della comunità. E senza nomos per i greci non esiste libertà, non è possibile, esiste solo caos o esiste dominio. Questo si capisce ancora meglio se guardiamo l'etimologia del termine. La parola eleutzeria, infatti, deriva da eleutzeros, cioè libero. Questo termine è collegato ad una radice indoeuropea che in qualche modo indica il popolo, cioè la comunità di appartenenza. È la stessa radice che in altre lingue ha dato parole legate all'idea di gente, per esempio. Quindi essere eleutzeros non significa semplicemente fare ciò che si vuole, ma significa appartenere a una comunità di pari, quindi non essere subordinati e non essere schiavi. La libertà quindi all'origine non è isolamento, ma è appartenenza, è stare dentro una comunità in cui nessuno è padrone assoluto. E questo sicuramente cambia tutto, perché la libertà greca non è all'interno di una dimensione individualista, è una condizione politica e civile, cioè si è liberi solo insieme, e questo emerge anche nei miti. Pensiamo a Ulisse nell'Odissea. Gli viene offerta l'immortalità da Calipso, una vita senza dolore, senza limiti, eppure lui rifiuta. Perché? Perché quella non è libertà, sarebbe isolamento eterno, e Ulisse sceglie di tornare a Itaca, quindi al suo mondo, alle sue relazioni, ai suoi limiti, sceglie una libertà imperfetta, però sceglie una libertà che è umana. Oppure pensiamo agli ateniesi durante le guerre persiane. La libertà diventa un valore collettivo, cioè qualcosa da difendere a tutti i costi e da difendere insieme. Non è un diritto del singolo, ma è la condizione di una città che non vuole essere dominata da altri. Questo tema sicuramente entra anche nella riflessione filosofica. Pensiamo ad esempio ad Aristotele. Aristotele ci dice che l'uomo è un animale politico. La libertà non si realizza fuori dalla polis, ma solamente dentro di essa. Vivere senza la legge significa essere o una bestia o un dio, e in entrambi i casi non saremo più umani. Quindi la libertà è sempre legata a una struttura. Nel tempo sicuramente questa idea si trasforma, però non possiamo dire che scompaia. Pensiamo al celebre dipinto di Delacroix, La libertà che guida il popolo. In questo caso la libertà diventa una figura appunto che guida la gente, non è sola, è immersa nella folla, nel conflitto, nella storia, non è isolata, ma rappresenta ancora una volta un'azione collettiva. Quindi la libertà non è solo equilibrio, ma diventa addirittura anche conquista. Oggi invece come la viviamo la libertà? Noi pensiamo alla libertà spesso come scelta individuale, essere autonomi, avere più possibilità, autodeterminazione in generale, ma proprio su questo punto alcuni pensatori contemporanei hanno riaperto la riflessione. Amartya Sen, ad esempio, ha proposto di pensare la libertà non solo come assenza di vincoli, ma come capacità reale di agire, di vivere una vita che abbia valore. Non basta essere formalmente liberi, bisogna avere le condizioni per esserlo davvero, per esserlo a pieno.
Pensiamo anche a Martha Nussbaum, che ha insistito sul fatto che la libertà dipende da un insieme di possibilità concrete. Queste possibilità sono l'educazione, la salute, la dignità, senza le quali la libertà resta solo teorica. E ancora, altri pensatori hanno messo in luce un paradosso tipicamente contemporaneo, cioè ci sentiamo liberi perché non abbiamo padroni visibili, però spesso ci sentiamo intrappolati in nuove forme di autosfruttamento, in cui la libertà si trasforma in una pressione continua a performare, a produrre e a migliorarsi. Sicuramente quindi torniamo al punto di partenza, cioè i greci avevano visto qualcosa che forse abbiamo dimenticato, cioè la libertà non è fare ciò che si vuole, ma è riuscire a vivere in un mondo in cui questo è possibile senza distruggere gli altri. E non tutte le regole limitano la libertà, anzi alcune la rendono possibile, la tutelano. Allora la domanda, ancora oggi, non è se vogliamo essere liberi, perché è scontato, ma è che tipo di libertà vogliamo. Vogliamo una libertà senza legami, che rischi di svuotarsi, oppure una libertà che accetti i limiti e le relazioni perché sa che senza di essi non può esistere? Ecco, per i greci essere liberi ovviamente era difficile, perché significava essere cittadini, e forse lo è ancora oggi. Cerchiamo di capire che cosa vogliamo essere. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima puntata.